Via al Senato anche la Camera con 257 voti favorevoli, approva il passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli, ma chi si oppone promette ricorso alla Corte Costituzionale. Dopo 10 anni sono stati ascoltati i cittadini di Sappada, accogliamo con soddisfazione il voto del Parlamento, così il sindaco di Sappada Piller-Hofer subito dopo l'approvazione della Camera. Vaccinazioni obbligatorie, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi della Regione Veneto, così finisce un modello vincente, il commento del governatore Luca Zaia. È malcontenta l'ultima tappa della lunga odissea dei profughi fuggiti dal CONA 2 giorni fa, finalmente l'incontro col prefetto Boffi che li invita a rientrare, ma loro non vogliono saperne. Il sindaco grillino di Chioggia, Alessandro Ferro, annuncia su Facebook di essere indagato dalla procura. L'accusa è abuso d'ufficio, ho fiducia nella magistratura, dice il primo cittadino. Tumori al seno, la battaglia delle associazioni contro la prevenzione è diventata a pagamento per le donne under 50, questa non è prevenzione, così si regredisce. Giovane straniero nulla tenente restituisce 800 euro che aveva trovato nel giaccone donatogli da un pensionato, accade a Montebelluna. Buonasera e ben trovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque, lo avete sentito in primo piano il voto alla Camera. Dopo il sì del Senato, dunque, arriva anche quello della Camera dei Deputati che approva il passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli. La cronaca di questa storica giornata nel nostro servizio d'apertura. Dichiaro chiusa la votazione. 257 favorevoli, 20 contrari, la Camera approva. Sono le 13:53 quando si scrive la nuova storia, si può dire, dell'ormai ex comune veneto e bellunese di Sappada. Dopo il sì del Senato, anche la Camera dei Deputati con 257 voti favorevoli approva il passaggio al Friuli Venezia Giulia. 74 i deputati astenuti appartenenti a Forza Italia, Direzione Italia e MDP. La giornata era iniziata con il voto degli emendamenti, tutti bocciati o ritirati, e poi il turno degli interventi dei deputati. Tra chi è contrario o propende per l'astensione viene sottolineato come siano mancate politiche rivolte a raccogliere il grido di aiuto delle piccole comunità. Spiega l'onorevole Davide Zoggia di Articolo 1 MDP, è significativo che negli ultimi 13 anni in Veneto oltre 30 comuni di confine abbiano indetto un referendum per andarsene. Io non credo che il comune di Sappada, come tutti gli altri comuni, avrebbe chiesto con così grande forza di essere aggregata al Friuli Venezia Giulia se non ci fossero state questioni di carattere economico, finanziario e di bilancio. Da bellunese Roger De Menec si fa portavoce di altri comuni montani che chiedono di essere ascoltati a livello nazionale. Io credo che oggi per il mio territorio sia la politica per la montagna a perdere, e speriamo che da questo momento si possa costruire degli strumenti che diano rilancio ai miei territori. L'onorevole Simonetta Rubinato, collega di partito di De Menec, da sempre contraria alla migrazione di Sappada, ha parlato di un'incostituzionalità del provvedimento in esame. Non si è seguito un criterio oggettivo di priorità cronologico nell'esame delle richieste degli altri 17 comuni veneti che hanno espresso la volontà di distacco dal Veneto. Non si sta procedendo con legge costituzionale. Dispiace dirlo, ma con il voto di oggi il Parlamento italiano si è reso protagonista di una brutta pagina della storia democratica del nostro Paese. È stata messa in atto una forzatura ingiustificata contro le legittime perplessità del Consiglio regionale del Veneto e contro l'articolo 132 della Costituzione, che in questo passaggio parlamentare non è stato in alcun modo rispettato. Le parole del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta. Ed ora il commento del sindaco e dei cittadini di Sappada subito dopo il sì della Camera. Dopo 10 anni la famosa risposta che più volte abbiamo chiesto è arrivata da parte parlamentare ed è una risposta favorevole. È chiaro che ci sono dei passaggi ancora che riguardano la firma da parte del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta, quindi attendiamo anche questi ulteriori passaggi che comunque vanno fatti, e ad oggi però prendiamo atto del voto favorevole del Parlamento. È soddisfatto, ma preferisce rimanere cauto il sindaco di Sappada, Manuel Piller-Hofer, pochi minuti dopo il sì della Camera, che di fatto decreta il passaggio del suo comune dal Veneto al Friuli. Fino a quando l'iter non verrà chiuso dagli ultimi passaggi, il primo cittadino preferisce non sbilanciarsi, anche perché, spiega, rimangono in piedi i presunti vizi costituzionali. È anche vero che sono state passate 2 commissioni, sia Senato che Camera, che avevano quel compito, cioè valutare se l'iter era a livello costituzionale a posto. Adesso un ribaltamento sarebbe probabilmente a questo punto, per dove siamo arrivati, veramente una beffa. Inevitabile che il caso Sappada rappresenti un precedente per altri comuni montani di confine e che venga a crearsi un effetto a catena.
il fatto che ci siano tutti questi referendum dimostrano che probabilmente la montagna ha delle problematiche che andrebbero affrontate in maniera generale. E sul possibile effetto a catena parla anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando il voto alla Camera. Oggi se ne va Sappada, domani sarà Cortina d'Ampezzo, poi chissà, a Roma si continua a banalizzare, continua il governatore, si pensa che la cura, che sarebbe l'autonomia, si possa sostituire con amputazioni ad hoc. I comuni che ci chiedono di andarsene, conclude Zaia, lo fanno solo verso Friuli e Trentino, nessuno ci chiede di passare in Lombardia o in Emilia-Romagna, bisognerebbe spiegare il perché. Intanto, con 257 voti favorevoli, vengono accolti con soddisfazione anche dai sappadini. Friuli Venezia Giulia un po' più di attenzione per la montagna, è l'unica cosa che dico io. I politici del Friuli conoscono dov'è Sappada, i politici del Veneto non sanno manco dov'è. Ci sentiamo friulani, come la storia porta, poi Sappada è stato nel Friuli fino al 1850, no? In Friuli diventeremo sicuramente uno dei 5 poli turistici e sicuramente avremo un'importanza che in questo momento in Veneto non abbiamo. E quello di Sappada non è l'unico provvedimento, l'unica decisione che da Roma coinvolge il Veneto, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi della Regione Veneto a proposito delle vaccinazioni obbligatorie. La legge non si tocca, ricorsi bocciati. Un giorno e mezzo fra udienza pubblica, mentre fuori imperava la protesta dei Novax da tutta Italia, e Camera di Consiglio. Poi la Corte Costituzionale decide. Resta l'obbligo delle vaccinazioni a scuola. La legge Lorenzin non viene scalfita dalla battaglia ingaggiata da Palazzo Balbi. Perché, dice la Consulta, il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà dei vaccini si giustifica alla luce del contesto attuale, caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali. Secondo i giudici costituzionali, inoltre, le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale. Ricorsi quelli del Veneto che non mettevano in dubbio l'efficacia dei vaccini, ma il concetto di obbligo, laddove il Veneto ha adottato da 10 anni un percorso di dialogo. O meglio, aveva, perché la decisione mette una pietra tombale su tutta la vicenda. Ci adegueremo alla sentenza e io il mio dovere l'ho fatto. Ho fatto quello che è il dovere di un governatore che rappresenta l'unica regione in Italia che ha un modello vaccinale, o meglio aveva un modello vaccinale fondato sulla non obbligatorietà, ovvero sul dialogo con i genitori, sullo scrivere a casa, su informare che tuo figlio deve ancora fare dei richiami e sul fatto che non siamo da soli, ma in questo modello di non obbligatorietà ci sono altri 15 paesi europei. Una pessima giornata per Zaia, che da Roma poco prima aveva ricevuto un'altra notizia poco gradita, il passaggio di Sappada al Friuli. Noi non siamo contro i vaccini, ma abbiamo sempre pensato che il modello del dialogo con i genitori e non dell'imposizione ci faccia vaccinare di più. Punto. Non capisco per quale motivo si debba buttare via questa esperienza. Guarda caso il modello del Veneto, ricordatelo a tutti, ha prodotto know-how, quindi conoscenza, e ha prodotto un'anagrafe vaccinale digitale che gli altri non hanno. In ballo anche le aspettative di un esercito di migliaia di famiglie, già sul piede di guerra, che difficilmente resteranno con le mani in mano. Ora però c'è il sigillo della Corte Costituzionale. Obbligo vaccinale, con tempo fino a marzo prossimo per mettersi in regola, poi scatteranno le conseguenze. Nuova giornata di tensione tra profughi e autorità, mentre la colonna dei 54 migranti fuggiti da Kona ha fatto ritorno nel veneziano. È malcontenta l'ultima tappa dell'interminabile odissea dei 54 profughi che hanno lasciato 2 giorni fa la base di Conetta per mettersi in marcia lungo le strade del Veneto. Piove di Sacco, Padova e poi Rubano, alla fine sono arrivati dove volevano, nel comune di Venezia. Nel centro civico della frazione, messo a disposizione dal vice sindaco Luciana Colle grazie all'intercessione del presidente della municipalità Gianfranco Bettin, i migranti hanno ricevuto la visita del prefetto di Venezia Carlo Boffi, che ha intavolato con loro una lunga trattativa. Ci rendiamo perfettamente conto che la situazione dei grandi hub non è l'ideale, c'è il massimo impegno da parte di noi tutti e del Ministro di alleggerire, svuotare completamente strutture come quelle di Kona e chiuderle definitivamente. Ma
tutto questo è possibile qualora che ci sia una offerta di situazioni alloggiative. Il prefetto ha chiesto ai migranti di tornare a Cona per non perdere lo status di richiedenti asilo. Il trasferimento di altre 100 persone dalla base militare dovrebbe essere organizzato nei prossimi giorni. Nessuna garanzia però che tra questi ci saranno i partecipanti alla protesta. Io devo far rispettare il principio dell'anzianità di permanenza nella struttura. Le regole ritengo che debbano essere rispettate. Condizioni ritenute inaccettabili dai profughi che hanno discusso tra loro prima di opporre un secco rifiuto. Non vogliamo vedere Cona mai più, scandisce tra gli applausi il portavoce della protesta. Se ci rimandate lì ucciderete il nostro spirito. Questi ragazzi hanno paura di morire perché sono i giovani, non possiamo che i ragazzi rimangano ancora nella stessa condizione per continuare a morire. Abbiamo bisogno di vivere come voi, vogliamo andare nei centri città. Ed è appena arrivata la notizia che il gruppo di migranti passerà la notte a Malcontenta nel centro civico dove hanno trascorso l'intera giornata. Un'emergenza che poteva essere evitata secondo Gianfranco Bettin, che lancia un durissimo atto di accusa allo Stato centrale. Abbiamo avuto l'immagine plastica e solare della disorganizzazione che regna in questo campo, in cui le istituzioni locali, a cominciare dai prefetti, sono lasciati sostanzialmente a improvvisare soluzioni. Manca chiaramente una strategia nazionale e questo produce nei territori il caos che stiamo assistendo. È colpa della mancanza di una regia da parte dello Stato la disastrosa situazione della base di Conetta che ha scatenato il caos di questi giorni. A puntare il dito è il sociologo Gianfranco Bettin, che in accordo col Comune di Venezia ha offerto ai migranti il riparo temporaneo del centro civico di Malcontenta. Il problema, come quasi sempre, viene dall'alto, viene da chi, avendo da organizzare una strategia di gestione di queste emergenze, non le trasforma in una politica ordinaria in cui arriva qualcuno, valuti se ha diritto o meno, lo collochi in una situazione magari al momento transitoria e poi trovi una soluzione definitiva. Alla totale assenza dello Stato centrale, principale causa della situazione, si aggiunge secondo Bettin l'atteggiamento irresponsabile di molti amministratori locali, preoccupati unicamente di spostare il problema qualche metro all'esterno delle loro comunità. Comuni che non vogliono fare nulla, che scaricano il barile, come si dice, su quello vicino, e l'ultimo che resta col cerino in mano si deve trovare e improvvisare una soluzione, che è quello che abbiamo visto stamattina. Bisogna che cambi questa storia, altrimenti non se ne uscirà, e temo che i prossimi giorni saranno complicati se non cambia questo modo di lavorare. Voltiamo pagina, il sindaco grillino di Chioggia, Alessandro Ferro, è indagato dalla procura per abuso d'ufficio. L'annuncio l'ha fatto lo stesso primo cittadino su Facebook. Ha indagato per abuso d'ufficio il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro. A darne notizia con un post su Facebook lo stesso primo cittadino. Mi è stato notificato un avviso di richiesta di proroga indagini da parte della Procura di Venezia, scrive. Prima d'ora non avevo ricevuto alcuna comunicazione, né ero a conoscenza di alcuna attività nei miei confronti. Per trasparenza nei confronti di tutti i cittadini, in ossequio a uno dei pilastri fondanti del Movimento 5 Stelle, ne do comunicazione a tutti. Ho naturalmente piena fiducia nella giustizia, vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi. Sconosciute le ragioni dell'indagine, che potrebbero avere a che fare con le autorizzazioni rilasciate dal Comune a uno stabilimento balneare di cui il sindaco è socio. Vicenda che aveva suscitato scalpore in città e sulla quale alcuni consiglieri di opposizione avevano presentato un esposto in procura. Questa non è prevenzione, si rischia di regredire. Così la presidente dell'associazione Trifoglio Rosa di Mestre commenta la delibera regionale che vuole le eco al seno a pagamento. La mammografia che cammina a braccetto con l'ecografia, sappiamo molto bene l'utilità e se fatta con una certa tempestività i risultati che può portare, ovviamente, quindi salviamo delle vite.
Anche la presidente del Trifoglio Rosa della Lilt di Mestre e la squadra di donne che dopo lo svuotamento ascellare dovuto all'intervento al seno si sono messe a pagaiare per il recupero motorio degli arti superiori, commenta la delibera regionale secondo cui l'ecografia al seno ora è a pagamento. Mi dispiace che ci sia questo tipo di decisione perché mi fa pensare che invece di migliorare, quindi di continuare con la prevenzione per ottenere dei numeri soddisfacenti, qui si rischia di regredire, di tornare indietro purtroppo avendo delle brutte sorprese con il tempo. A nome di tutte le donne la Presidente lancia dunque un messaggio. In questo caso non si parlerebbe a mio avviso più di prevenzione ma bensì di una strozzatura di quello che potrebbe essere la normale routine di controllo che una donna si deve sottoporre. La cronaca, un veronese di 37 anni è morto dopo essere scivolato tra le rocce di una cascata a São Sebastião, nell'entroterra di San Paolo, in Brasile. Secondo il portale G1 si tratta di Duccio Cipriani, che lavorava come pubblicitario in un'agenzia di San Paolo. Il giovane stava passando la festività del Giorno della Coscienza Nera, celebrata ieri nel paese sudamericano, insieme ad alcuni amici. Durante un'escursione avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto da un'altezza di 5 metri. Il suo corpo è stato trovato sott'acqua, ormai senza vita, dai soccorritori. Cipriani, diplomato al liceo Maffei nel 1999, da tempo viveva fuori dall'Italia. Paradosso giudiziario accade in tribunale a Padova per la morte di Isabella Noventa. Lo ricorderete, sono state condannate 3 persone, però manca il certificato di morte. Per la morte di Isabella Noventa sono stati condannati in primo grado Freddy Sorgato, Deborah Sorgato e Manuela Cacco, eppure, secondo un giudice padovano, mancano le prove che Isabella sia morta. Il paradosso è andato in scena in tribunale, dove la donna, scomparsa il 16 gennaio 2016, è coinvolta in un processo in cui il fratello è accusato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra. Secondo il giudice non ci sono prove certe della morte e quindi si invita la procura ad effettuare accertamenti in tal senso. In effetti il corpo è stato cercato per mesi e ovunque, compreso il letto del fiume Brenta, ma non sono state trovate tracce. Per far decadere il processo a carico di Isabella, insomma, serve un certificato di morte che al momento non c'è e il giudice ha rinviato tutto al 27 febbraio. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Ed è la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale veneto. È stata portata a termine in pochi istanti il colpo che ha fruttato un bottino di almeno 30.000 euro ai malviventi che ieri a Vicenza hanno preso di mira una rappresentante orafo di 55 anni residente a Bassano del Grappa, sempre nel Vicentino. Il rappresentante aveva appoggiato uno zainetto con all'interno quasi 1 chilo d'oro, lo aveva appoggiato appunto nel sedile posteriore della sua auto parcheggiata lungo la strada. Una volta che è salito in auto l'uomo si è voltato per afferrare lo zaino, ma ha notato un individuo parzialmente travisato, il quale ha aperto la portiera del lato passeggero e ha afferrato il borsone poi scappando. Il rappresentante ha cercato di inseguirlo, ma il tentativo è durato poco, visto che il ladro, un suo complice, aveva prima bucato una ruota anteriore della Mercedes. Indagano ora le forze dell'ordine che visioneranno le telecamere del sistema di videosorveglianza alla ricerca dei responsabili. Operazione congiunta di volanti e mobile di Vicenza che ha portato all'arresto di un grosso spacciatore di Campomarzo, sequestrati 50.000 euro di cocaina. Più di 50.000 euro di cocaina purissima, pronta per essere tagliata e venduta, nascosta in un trolley nella stanza che aveva in uso da un paio di mesi nell'appartamento di una famiglia di ignari connazionali a Vicenza. Lui, Laki Okporan, nigeriano di 30 anni, richiedente asilo, da tempo era tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine, incastrato uno dei pusher di Campomarzo, area sotto la lente di ingrandimento.
Da quando abbiamo l'esercito ci consente di fare un'attività di tipo massivo al controllo dei soggetti, quindi poi noi processiamo le loro posizioni e riusciamo ad individuare alcuni soggetti che riteniamo essere più, diciamo, utili ai nostri fini rispetto ad altri, e quindi l'attività su questi si concentra. Gli agenti della Volante l'hanno fermato con addosso 2 ovuli di stupefacente, è scattata la perquisizione domiciliare dagli uomini della mobile, qui altri 14 ovuli di cocaina, quasi 500 euro e un laboratorio rudimentale per confezionare le dosi. E sostanza da taglio, un bilancino di precisione, quindi tutto il kit che era utile a questo soggetto per spacciare nella zona di Campomarzo, dove prosegue la pressione della questura. Luz 6 Euganea risponde alla denuncia di presenza di sostanze inquinanti sostenuta dal comitato Lasciateci respirare di Monselice, andata in onda nel nostro telegiornale di ieri. L'attività dei servizi veterinari è impegnata nel controllo e monitoraggio di contaminanti e residui nelle varie matrici di natura zootecnica, fa sapere l'azienda sanitaria Euganea. Tra i controlli dei vari contaminanti è stata eseguita anche la ricerca per contaminazione di diossina. Le ricerche non hanno mai evidenziato la presenza di particolari problemi. Non si conosce l'indirizzo dell'azienda nella quale sono state effettuate le analisi di un laboratorio privato. Giovane straniero nullatenente restituisce 800 euro che aveva trovato nel giaccone che gli era stato appena regalato da un pensionato. Questa bella storia arriva dal Trevigiano, da Montebelluna. Ha detto no, devo essere riconoscente e dargli quello che è suo. È ancora sorpreso Giovanni Furlanetto per l'onestà dimostrata dal mendicante che di fronte al cancello di casa sua è tornato per restituire le banconote trovate nelle tasche del giaccone, ricevuto in regalo pochi minuti prima. Tutto iniziò in Vial d'Amore a Montebelluna, quando Furlanetto sta riparando un guasto al suo citofono. Quando arriva questo signore in una bicicletta scassatissima e niente, mi dice ho tanto freddo, se avevo qualcosa, un giubbotto eccetera, no? E sono corso su e ho dato perché effettivamente faceva pena. Lo straniero, una volta indossato il giaccone, si è allontanato soddisfatto, ma la sorpresa per il 72enne doveva ancora accadere. Vedo che dopo che era partito ritorna indietro e mi fa dentro la giacca, però ci sono dei fogli, ci sono soldi. Quasi 1000 euro nascosti per paura dei ladri, soldi che avrebbero sicuramente fatto comodo all'uomo, forse un trentenne di origine magrebina, un gesto che riesce a sfatare più di 1000 pregiudizi, soprattutto nei confronti degli stranieri. Sì, indubbiamente c'è questo luogo comune, tutti i delinquenti, basta il colore. Io penso che fare un'azione comunque a un soggetto che chiede per cortesia un po' di pane o un soldo eccetera, non mi tiro mai indietro. Anche lei si è un po' commosso poi? Certamente perché insomma dare un po' di sollievo a qualcuno che chiede ho freddo. Ma nella Marca solidarietà e onestà non sono un caso isolato. A San Vendemiano 2 quattordicenni hanno restituito al legittimo proprietario un portafoglio trovato a terra. In quel caso c'erano 20.000 euro. Il Veneto crede nel potenziale imprenditoriale della cultura e dell'impresa culturale. A Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, la presentazione del nuovo bando, sul piatto 11 milioni di euro fino al 2020. La cultura produce benessere, la cultura può e deve diventare anche impresa di se stessa. Ci crede la Regione Veneto che sul piatto mette a disposizione 11 milioni di euro per i prossimi 4 anni. Noi abbiamo voluto come Regione Veneto invertire questa concezione e tra le prime regioni in Italia abbiamo destinato dei fondi europei POR-FESR che storicamente sono sempre stati destinati ai comparti tradizionali dell'impresa, alla manifattura, all'artigianato, al commercio, li destiniamo invece alla cultura. Fondi destinati a imprese culturali e creative in un momento favorevole. Come fotografo il rapporto 2016 di Federculture presentato a Roma la scorsa settimana e in Veneto a Piazzola. Dopo anni di crisi, anni difficili, i dati finalmente ci incoraggiano, danno segnali positivi sulla fruizione della partecipazione dei cittadini, della spesa delle famiglie in cultura, teatro, musica, cinema. Un investimento che rende quello in cultura. Investire in cultura non è solo importante, diciamo che ci fa comodo, e ci fa comodo perché
una ricerca della Fondazione Simbola dimostra che per ogni euro generato direttamente dalle attività culturali e creative si generano 1,8 euro a livello di sistema. Molte le esperienze già avviate in tutta la regione, dal teatro alla musica alle arti visive. Ed ora diamo lettura di un comunicato sindacale della Federazione Nazionale della Stampa che oggi ha indetto una manifestazione a Roma, in piazza Montecitorio, per protestare contro l'inerzia di governo e Parlamento sui problemi del mondo dell'informazione. Con il recente decreto sulla disciplina delle intercettazioni si espongono i giornalisti al rischio di pene detentive in contrasto con gli indirizzi della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Inoltre nessuna norma è stata introdotta contro le cosiddette querele bavaglio atte a intimidire i cronisti. Tutto questo indebolisce la libertà di stampa già compromessa dalla precarietà che pervade il mercato del lavoro, mettendo a rischio la tenuta democratica del paese. Con questa notizia termina l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi lascio le previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ci attende una giornata all'insegna del cielo grigio e nebbioso sulle nostre regioni, ma non sono attese piogge. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi diffuse su buona parte dei settori, anche con addensamenti su quelli centrali, ma senza piogge. Non mancheranno schiarite sulle pianure meridionali e sulle Alpi più a nord. Diamo ora uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra gli 8 e i 13 gradi, valori minimi tra 5 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Giornata più uggiosa oggi su tutta la regione, cielo nuvoloso un po' ovunque, tuttavia senza piogge, più nebbie sulle valli alpine. Vediamo le temperature. Le massime saranno comprese tra gli 8 e i 13 gradi, minime sugli 8-11 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tempo ancora asciutto e ampiamente soleggiato, maggiore parziale nuvolosità sulle aree centro-meridionali ma del tutto innocua. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, minime attese tra -1 e 7 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti deboli da nord lungo le coste e occidentali al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.